Non finisce mai l'emergenza all'Aisello di Brendola, devastata da un furioso incendio. A 2 giorni dal rogo che ha ridotto in cenere lo stabilimento che produceva vernici, continuano a rinnovarsi i focolai, tanto che i vigili del fuoco devono stare sempre allerta per domare ogni piccola fiamma. Ad alimentare questi nuovi incendi è il materiale sepolto sotto i cumuli combusti all'interno del capannone. La situazione è costantemente monitorata e tenuta sotto controllo dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine. Quel che resta della fabbrica è stato posto sotto sequestro, ma appare chiaro che i lavori di bonifica e sistemazione saranno molto complicati. Nel frattempo è iniziata anche la bonifica della canaletta che passa sotto l'azienda, nella quale confluiscono da giorni i residui chimici derivati dall'incendio e i materiali utilizzati per lo spegnimento e la messa in sicurezza del sito. Per evitare la dispersione nell'ambiente è stato bloccato lo scolo nei pressi dell'Aisello e le acque inquinate vengono deviate nel depuratore cittadino. Questa immissione è stata autorizzata dalla prefettura e il provvedimento rimarrà in vigore per una settimana. Poi la situazione dovrà essere valutata dall'ARPAV e dall'azienda sanitaria locale. Purtroppo l'onda di morte originata sul Brendola ha già causato la fine di un gran numero di pesci che galleggiano a pancia in su, trasformando il corso d'acqua in un triste spettacolo. La schiuma, presumibilmente tossica, viene portata dalla corrente e si impasta con le alghe in molti punti, destando preoccupazione fra la gente. La moria di pesci è arrivata fino al punto in cui, sotto il ponte della Vittoria di Lonigo, il fiume confluisce nel Gua. Anche qui, a 12 km dall'Aisello, grandi pesci marciscono sul letto del fiume e più a valle la situazione non cambia.